Parte oggi, dopo alcuni rinvii, la lotteria degli scontrini, l'iniziativa introdotta dal governo Conti per incentivare gli acquisti senza contante e con strumenti elettronici. Dal 1 febbraio gli acquisti di beni e servizi di almeno €1 pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione. La lotteria, si legge in una nota congiunta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prevede premi sia per chi compra sia per chi vende. Giovedì 11 marzo è fissata la prima estrazione mensile che distribuirà premi da €100.000 ciascuno a 10 acquirenti e premi da €20.000 a 10 esercenti a fronte di scontrini emessi e registrati dal sistema lotteria dal 1 al 28 febbraio. Da giugno in poi si aggiungeranno le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da €25.000 per chi compra e 15 premi da €5.000 per chi vende. A inizio 2022 si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1 febbraio al 31 dicembre 2021, assegnando €5 milioni a un acquirente e €1 milione a un esercente. Nel provvedimento congiunto pubblicato dall'Agenzia delle Dogane e dall'Agenzia delle Entrate vengono fissate le regole per il funzionamento della lotteria. Possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall'esercizio di un'attività di impresa, arte o professione, acquistano pagando con mezzi elettronici beni o servizi per almeno €1 di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell'acquisto. Si tratta di un codice a barre alfanumerico che si potrà ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul portale della lotteria. Il codice può essere stampato o salvato su dispositivo mobile, smartphone o tablet, per essere esibito all'esercente quando si effettua l'acquisto. Se l'importo della spesa è almeno pari a €1 e il pagamento avviene tramite mezzi elettronici, lo scontrino elettronico che l'esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo superiore a €1.000. Successivamente all'estrazione dei biglietti vincenti, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli risalirà così dal codice lotteria associato al biglietto estratto sia al codice fiscale dell'acquirente sia alla partita IVA dell'esercente. Non possono partecipare alla lotteria gli acquisti contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all'esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria ai fini di detrazione o di deduzione fiscale. Ciascuno scontrino partecipa a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile, a una sola estrazione annuale. Per ogni estrazione sono previsti premi sia per l'acquirente sia per l'esercente presso cui è avvenuto l'acquisto. Le vincite sono comunicate tramite PEC, la posta elettronica certificata, all'indirizzo comunicato nell'area riservata del portale lotterie. In assenza di una PEC, la comunicazione verrà inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione segnalerà l'obbligo di recarsi entro 90 giorni presso l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o delle Entrate. In base alla propria residenza, al proprio domicilio fiscale, il premio arriverà direttamente tramite bonifico bancario o postale. Giovedì 11 marzo 21 è fissato l'appuntamento per la prima estrazione che decreterà i primi 20 vincitori per scontrini trasmessi e registrati al sistema lotteria dal 1 febbraio al 28 febbraio 2021. Le estrazioni mensili verranno effettuate ogni secondo giovedì del mese fra tutti i biglietti generati da corrispettivi e trasmessi e registrati dal sistema lotteria nel mese precedente l'estrazione. Da giugno si aggiungeranno anche le estrazioni settimanali, sempre il giovedì, fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi, trasmessi e registrati al sistema lotteria, dal lunedì alla domenica della settimana precedente. La prima estrazione settimanale è fissata per giovedì 10 giugno. Quindi
C'è l'estrazione annuale che vale un premio di 5 milioni di euro per l'acquirente e 1 milione di euro per l'esercente, per cui competono tutti i biglietti generati da corrispettivi e registrati al sistema lotteria dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.